Per Guida ai Campionati siamo con Viola Cutifani, è finita la stagione. Viola, come hai visto questa partita oggi, al di là del risultato, come l'hai vista da centrocampo, un assaggio di Serie A? Sì, appunto al di là del risultato mi è sembrata una partita abbastanza equilibrata. Non ho notato grandi differenze a livello tattico o comunque di abilità delle giocatrici, per cui penso che con le neopromosse dalla Serie B ce la possiamo giocare tranquillamente il prossimo anno. Le altre sarà un po' più dura, ecco. Una bellissima giornata di sport oggi, è una partita che è stata divisa in 3 tempi da 30 minuti. Sì, per permettere a tutte le giocatrici di giocare, anche per il tempo, che comunque oggi fa più caldo del solito. Una bella giornata, una bella organizzazione, anche per la città di Vittorio, comunque una visione di quella che sarà il prossimo anno la Serie A, una bella iniziativa. Complimenti a Luserna che ha vinto questa partita, speriamo che vada diversamente il prossimo anno. Grazie Viola. Grazie, ciao. Siamo con il capitano del Luserna, Bosi. Allora, che spunti oggi per questa bella giornata di sport? Sicuramente è stata una bellissima giornata, piacevole, all'insegna dello sport e siamo contenti, ci siamo potute confrontare contro le nostre future avversarie. È stata una bellissima giornata. Spunti ci sarà molto da lavorare, perché comunque credo che il ritmo della Serie A è tutt'altra cosa rispetto a quest'anno, però lavoreremo e speriamo, facciamo un in bocca al lupo a tutte e due le società, insomma. Avete fatto un campionato strepitoso anche voi come il Vittorio Veneto. Una settantina di punti fatti circa, adesso non mi viene bene in mente il dato preciso, comunque un buon campionato, un ottimo campionato con 90 gol circa fatti. Sì, abbiamo fatto un ottimo campionato, abbiamo fatto una sola sconfitta e se non sbaglio 3 pareggi in tutto il campionato, quindi direi un'annata strepitosa, con miglior attacco e miglior difesa, quindi cosa si vuole di più, insomma. Il prossimo campionato sarà duro e tante trasferte e anche lunghe. Come cercherete di affrontarle? Sarà durissima, soprattutto sappiamo benissimo che lotteremo per non retrocedere come tutte le neopromosse. Le trasferte saranno lunghe, faticose, impegnative e sacrificio, però insieme speriamo di riuscire ad arrivare a una salvezza. Ringraziamo il capitano del Luserna, Bosi. Grazie a voi e in bocca al lupo per l'anno prossimo anche a voi. Siamo con mister Zorri, mister del Luserna Calcio Femminile. Mister, un assaggio di Serie A oggi? Sì, è stato un piccolo assaggino della Serie A, ma più che altro oggi era un giorno di festa sia per noi che per il Vittorio Veneto, quindi è stata una bella giornata, una bella esperienza, quindi siamo contente. Il viaggio è stato abbastanza lungo, siete partite veramente presto. Quanto potrà influenzare tutte queste grandi trasferte la prossima stagione? Ma a livello fisico cercheremo di fare meno trasferte di una giornata, quindi vediamo anche noi di organizzarci in questo modo qui. Per quanto riguarda l'aspetto economico sarà sicuramente, non dico il doppio, ma a poco ci sforiamo su quella cifra lì. Sono tanti, una società fa sempre fatica ad andare avanti, ma lo faremo senza problemi. Quali spunti oggi ha potuto catturare? Ma che bisogna sicuramente lavorare tanto perché ecco, andiamo a affrontare un'altra categoria. Al di là del risultato che comunque avete vinto 3-1. Sì, ma al di là del risultato, cioè, guardiamo anche in prospettiva del campionato di Serie A, tutta un'altra storia, incontriamo giocatrici di alto livello con degli allenamenti totalmente diversi, una mentalità totalmente diversa, quindi sicuramente dovremo cambiare sicuramente la prima cosa la mentalità. La voglia di giocare c'è e dovrà crescere sempre di più. Cercheremo di inserire ancora qualche giocatrice perché sappiamo che la Serie A non si fa in modo tranquillo come la categoria della Serie B. Ringraziamo il mister del Luserna, Zorri, e buona stagione per il prossimo campionato. Grazie anche a voi e ringrazio la società del Vittorio Veneto per l'ospitalità. Siamo con Sergio Fattorel. Sergio, analizziamo un attimo la partita prima di parlare della Serie A. La partita di oggi è stata bellissima perché due squadre che avevano già acquisito la Serie A, fra il caldo e gli allenamenti che non facciamo più,
o poco o niente, si è visto il calo fisico di un po' tutte le ragazze, comprese le avversarie, però è stato un bello spettacolo lo stesso perché queste ragazze e anche le avversarie sanno giocare a calcio. Per quanto riguarda la Serie A, si è visto o hai colto qualche spunto? No, ho visto che loro, il Luserna che ha vinto il campionato, diciamo, del Piemonte, Sardegna, Girone A? Girone A, è una buona squadra, ma abbiamo visto anche che la nostra se la può giocare con tutte. Ieri per esempio ho visto Cuneo-Pordenone, anzi Pordenone-Cuneo, e non ho visto queste grosse differenze, quindi possiamo giocarcela tranquillamente in Serie A. Oggi avevi 21 ragazze in campo e le panchine, le hai provate tutte? Sì, le ho provate tutte, anche le più giovani, anche l'ultima, la 2001, che sta facendo bene negli esordienti addirittura, e sta facendo bene nella rappresentativa regionale, e già qualche mister, non dico di nazionale, l'hanno già vista e se ne stanno già parlando tutti bene. Queste giovani che hanno giocato oggi hanno fatto abbastanza bene perché hai messo Bortoluzzi, hai messo anche la Modolo, anche la Katia Toffoli che era un po' che non giocava, comunque promettono bene insomma. Sì, sono felice soprattutto perché è un po' di anni che Cinzia Biz insieme ai suoi collaboratori sta creando un settore giovanile valido, perché adesso che siamo in Serie A dobbiamo avere giocatrici anche pronte. Questo lavoro qua è partito anni fa e stanno crescendo bene, e quest'anno penso che faremo anche i giovanissimi provinciali, e quindi una squadra in più, e sono felice perché stanno creando un ottimo settore giovanile. Un'altra che secondo noi ha fatto abbastanza bene è stata Sara Bottoli. Sara Bottoli, se si allena in continuazione, questa qua ho sempre detto io e anche il direttore sportivo Giovanni Bozzan, che può tranquillamente giocare in qualsiasi categoria. È il problema suo che fra il studio e le uscite che fa si allena poco, se no potrebbe sicuramente giocarsela anche in prima squadra. Ringraziamo Sergio e ringraziamo per questa bellissima giornata. Ringrazio tutti quanti e anche te compreso per l'annata che è stata bellissima, e ci vediamo in Serie A.